e parla come la gente. Va ora in onda Centro Ronchi. A te la linea. Grazie alla nuova regista, un abbraccio a lei, un buon lavoro a lei, un abbraccione, quello sì, grande a Matteo, come sempre, ai nostri radioascoltatori, quelli 14. Sono 14, sono affezionatissimi. Poi sembra ce ne siano anche altri, meglio. Discettiamo anche con loro. Non c'è possibilità di interloquire, ma ne parliamo, poi dopo le telefonate arrivano dopo. Quindi riprendiamo il ragionamento fatto sabato scorso. Sabato scorso abbiamo detto, sotto il profilo dei colloqui, dei ragionamenti che stiamo facendo, e cioè il senso, il concetto di democrazia e la sua crisi, abbiamo rilevato che dal discorso dell'ex presidente degli Stati Uniti, Joseph Robinette Bidon, detto Joe Biden, cattolicissimo, come tale esaltato anche soprattutto dalle gerarchie della Chiesa Cattolica e icona del PD, cattolicissimo, che adesso ha rivelato di essere sempre stato massone e allo spirare del suo mandato è stato nominato maestro massone. Quindi questo per dirvi qual è comunque l'inganno, la falsità, la cultura della disinformazione che esiste. Questo era massone, si è avvalso del titolo di cattolico maturo, impegnato, tutta quella roba lì, e veramente perché lui in realtà sotto questa copertura che difficilmente poteva non essere conosciuta anche dalla diplomazia vaticana, questo qui ha operato per gli interessi della sua schiera di appartenenza. Ecco. Quindi sabato scorso abbiamo detto che sulla base del discorso di Biden abbiamo detto si sono nella culla del socialismo americano, il socialismo Democratic Party americano, si sono creati questi potentati, un blocco di potentati che di fatto hanno superato i poteri dello Stato. Superare i poteri dello Stato significa esorbitare dal controllo dei popoli, siccome la democrazia, democratos, implica il potere del popolo. Nel momento in cui si esorbita, la democrazia è superata ed è in crisi. Comunque si fa riferimento a un altro tipo di potere, che sia oligarchico, che sia tutto quello che si vuole, ma non è certamente democratico. Dall'altro lato, sempre nel discorso di Joe Biden, abbiamo rivelato che lui stesso ci comunica che l'altro pericolo esistente è quello della disinformazione. Disinformazione che è una scienza studiata in ambito comunista, fondato nel 1939 a Mosca l'Istituto Andropov, proprio per studiare il modo di manipolare la verità. Il socialismo ha come base la convinzione di detenere razionalmente, attraverso la vera ragione, la verità. C'è anche quindi è connesso il diritto di manipolarla. E Stalin fa questa teoria, questa cultura della disinformazione ha un seguito nel centro di studi comunisti Palmiro Togliatti alle Frattocchie di Marino, Roma, e il seguito italiano, più forte partito comunista dell'Occidente, ed ha pervaso la cultura della disinformazione, ha pervaso i media italiani. I media italiani sono fatti da professionisti, per carità, da giornalisti, ma sostanzialmente da propagandisti che poco o tanto hanno comunque accolto i dettami di questa cultura della disinformazione. Il primo obiettivo, comunque uno degli obiettivi principali di chi informa, non è informare ma disinformare.
ha detto Biden nel lanciare grandi allarmi, ma lui era la cosa l'ha coltivata per 4 anni, ammesso che sia sempre fatto la domanda se fosse lui per 4 anni a comandare negli Stati Uniti, fosse il comandante in capo. Formalmente lo era, c'era da chiedersi chi fosse nella realtà. Questa quindi crisi della democrazia dire poco. In questa settimana abbiamo, martedì scorso, la Presidente del Consiglio, signora Giorgia Meloni, ha annunciato di aver ricevuto la comunicazione, tecnicamente è detto che è una comunicazione dell'avvenuto invio al Tribunale dei Ministri della notizia di un supposto reato, sia di favoreggiamento per far sfuggire alla cattura un noto criminale responsabile di crimini come contro l'umanità, questo al generale al-Masri libico, sia poi il reato di peculato per averlo trasportato in Libia con un volo di Stato. Il tutto sulla base di un esposto presentato dall'avvocato Ligotti, che non è un cittadino comune, ma è un ex parlamentare d'Italia dei Valori ed ex appartenente al gabinetto ministeriale di Prodi. Si dice, la domanda è ovvia questa, cioè cosa c'entra poi la crisi della democrazia con il concetto stesso di democrazia con questo fatto. C'entra. Perché non è un caso isolato, cioè, è dimostrazione di uno scontro di sistema, di una crepa nel sistema, perché quando un potere va a scontrarsi con l'altro e si riconosce in qualcosa d'altro rispetto a ciò cui si riconosce il potere legislativo e politico, evidentemente siamo davanti a una crisi di sistema. Se c'è una crisi di sistema c'è anche una crisi della democrazia, o supposta tale. Ma il quadro è più ampio ed è più profondamente incistato. Abbiamo detto nei mesi scorsi, l'abbiamo detto al fin degli inizi della vicenda di Matteo, la vicenda di Palermo, quella del sequestro di persona, il supposto sequestro di persona dei migranti sulla nave Open Arms. Avevamo detto che dopo aver letto ovviamente l'intervento del pubblico ministero, la requisitoria, abbiamo detto è una crisi. Perché è una crisi della democrazia? Perché? Perché il pubblico ministero faceva riferimento a norme suppostamente superiori che sono al di fuori dell'ordinamento giuridico italiano, ordinamento giuridico al quale il pubblico ministero appartiene perché è ordine giudiziario, quindi è un ordine che fa parte di un ordinamento. Lui fa riferimento a norme che sono all'esterno, le invoca, le interpreta, si ritiene competente a interpretarle, e cosa fa? Dice che in base a quelle norme superiori determinate norme che l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini aveva osservato non erano valide, erano insussistenti, non esistevano, quindi non potevano essere applicate. Quindi, decadendo quelle norme, il ministro sarebbe stato responsabile di reati. Sul profilo giuridico è un ragionamento fantascientifico. In ogni caso il Tribunale ha detto molto 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 chiaramente che il fatto non sussiste, cioè che non sta né in cielo né in terra, tradotto in termini molto, molto piatti. Però quello che qui interessa rilevare è il riferimento fatto a una norma che è al di fuori dell'ordinamento. La stessa cosa avviene per la questione dei migranti. Qual è il riferimento che fanno i giudici per sospendere, hanno sospeso ancora oggi mi pare,
il trasferimento nel centro di raccolta dei migranti in Albania. Qual è il supporto? È una sentenza della Corte europea di giustizia, cioè un organo che è al di fuori, anche in questo caso, dell'ordinamento. Un organo che è al di fuori dell'ordinamento e la cui sentenza, una sentenza sul caso specifico sarebbe stato anche per asserzione generale. In un primo tempo il Tribunale di Roma aveva addirittura applicato direttamente, interpretato direttamente questa sentenza, adesso dicono no, dobbiamo lasciarli liberi perché siamo in attesa dell'interpretazione da parte della Corte di Giustizia. Comunque, anche questo ovviamente che quantomeno è zoppicante, comunque, diciamo, a noi quello che interessa rilevare è il riferimento è a norme, a disposizioni che vengono dall'esterno dell'ordinamento. Tutto ciò che sta all'esterno dell'ordinamento, quindi al di fuori dello Stato, è anche al di fuori del potere del popolo, perché lo Stato dovrebbe essere la struttura, l'organizzazione a potere del popolo. Democratos, il potere del popolo, si estrinseca attraverso delle strutture. Queste strutture si chiamano Stato. Nel momento in cui che fa le sue norme, che regola la vita sociale del popolo che ha creato, al cui servizio dovrebbe esistere questo Stato. Benissimo, se il riferimento è a norme completamente esterne e distaccate, quel controllo da parte del popolo di quelle non c'è più. Quindi democratos, la democrazia, non c'è più. È qualcosa d'altro, sarà anche qualcosa di migliore, però non è quello. Quindi il popolo in sé non è libero di autodeterminarsi. Il grande cavallo di battaglia, la libertà, l'autodeterminazione della Lega. No, il popolo soggiace a norme fatte da non si sa chi, imposte da non si sa chi. Perfetto. Arriviamo alla questione di questa settimana. Si ripete la storia. La storia si ripete perché, almeno da quello che si è letto, da quello che ha dichiarato la Procura presso la Corte d'Appello di Roma. Cioè, la Corte Penale Internazionale, costituita con un trattato al quale l'Italia aderisce, dopo aver indagato fin dall'ottobre del 2022, cioè 2 anni e mezzo fa, dopo aver indagato questo generale libico, l'ha messo sotto traccia, ha emanato un codice blu, cioè di attenzione ai movimenti di questo personaggio, il quale è andato e venuto più volte in questi 2 anni e mezzo, ha girato da quelle parti, addirittura arriva sempre il codice blu. Il 6 gennaio va a Londra e si incontra con degli avvocati, con un noto studio di avvocati che si occupano di diritto dell'immigrazione, quindi non parla con nessuno, è attenzionato, va a Bruxelles e a Bruxelles a quanto pare ha avuto contatti o rapporti con luoghi istituzionali, non è europei. Quindi gira, va in Germania, ma non è che sia in giro per turismo, è in giro a fare anche nella sua veste di responsabile delle detenzioni, che a quanto pare sono terribili, sono criminali, responsabile delle detenzioni del sistema di detenzione della Libia. Gira e nel momento in cui in Germania viene segnalato che è lì, ma anche altri l'hanno intercettato e l'hanno segnalato anche prima, quella segnalazione lì fa scattare il codice rosso, cioè l'arresto da parte della Corte Penale Internazionale, costituita da 3 soggetti, dei quali 2 si dichiarano a favore e 1
si dichiara contro, perché dice che il mandato di cattura è addirittura non dovuto, non è possibile, perché esorpita i compiti della Corte Penale Internazionale, mica niente, dice che la roba lì non si può fare. Casualmente, tra virgolette, ovviamente, il personaggio viene attenzionato con codice rosso per gli stati Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Belgio e anche la Svizzera addirittura, e ma non l'Italia. Arriva in Italia, quando si è ben sicuri che è arrivato in Italia, il codice rosso per dietro comunicazione della Germania, il codice rosso viene esteso anche all'Italia. La Corte Penale informa l'ambasciata italiana di questa, e il generale libico viene arrestato dalla polizia italiana a Torino, dopo che ha assistito alla partita della Juventus-Milan, per di cui lui è tifoso della Juventus, e l'hanno arrestato lì. Ora, qual è il particolare? Il particolare è uno che si riallaccia alle questioni giudiziarie precedenti. Il trattato non dice che la Corte ha un diretto potere di polizia nella ricerca di queste persone, anzi i problemi sono due specificati. No, il trattato dice che la Corte deve relazionarsi col Ministro della Giustizia, cioè col governo, viene riconosciuta l'autorità di quel governo, di quello Stato, ed è quel governo e quello Stato che arrestano, che provvedono ad arrestare, ad eseguire il mandato di cattura, se ritengono di eseguire. Se non ritengono di eseguirlo, non lo eseguono. Appunto. Perché è loro il potere. Bene. In questo caso la Corte Penale, dopo aver avvisato l'ambasciata, ma emana l'ordine, e l'ordine viene eseguito dalla Polizia Italiana, senza che ci sia un ordine da parte dello Stato italiano, dell'organo dello Stato italiano che è il Ministro della Giustizia. Il Ministro della Giustizia non ha interloquito, ma non è finita qui. Non è finita qui perché l'ordine di cattura arrabattato in fretta e furia il 18 gennaio, non appena il presunto criminale ha attraversato il confine ed è entrato in Italia con l'automobile presa a noleggio, è così arrabattato che è manchevole, tanto che la Camera di Consiglio viene riconvocata il 24 gennaio, quindi quando quello è già in Libia, viene riconvocata il 24 gennaio per completare questo ordine di cattura che è manchevole. Loro dicono che sono errori formali. L'errore formale è mica poco. In quella che avrebbe dovuto essere l'interlocuzione obbligatoria col Ministro di Grazia e Giustizia italiano, in quell'ordine, quello del 18 gennaio, mancava l'opposizione da parte di uno dei 3 membri del collegio, il quale dice: questa operazione, questo arresto non è legittimo per il fatto che esorbita i compiti della Corte Penale Internazionale. Perché esorbita? Perché la Corte Penale Internazionale non è che abbia un potere di indagare la Libia da quando è stata costituita la Corte in poi, no? La Corte Penale Internazionale può indagare, come avviene per i reati commessi dai criminali nazisti, come avviene per un determinato periodo storico. Quindi da quando in Libia è stata provocata dagli Stati Uniti, Obama, e dalla Francia, Sarkozy, la rivolta contro Gheddafi, è stato assassinato Gheddafi, e in quell'epoca ne sono successe crimini contro l'umanità di tutti i colori e di tutti i tipi. Quei tipi fino al 2015 sono oggetto di indagine da parte della
Corte Penale Internazionale. Qui il generale libico viene perseguito per reati commessi dopo. Con un'interpretazione interna alla Corte Penale, la Procura della Corte Penale ritiene di poter estendere, poter attaccare il tutto, cioè quello che avviene dopo è conseguenza di quello che avviene prima. Il membro messicano della Corte Penale fa rilevare che non è possibile, che l'applicazione è stretta e quindi non si può procedere contro questo. Quindi il pezzo che manca nel mandato d'arresto, che avrebbe dovuto essere messo a conoscenza del ministro di Grazia e Giustizia, viene aggiunto il 24, quando già il generale libico è stato mandato via. E questo che cosa è? Che cosa dice? Dice di una interferenza indebita da parte della Corte nei confronti dello Stato italiano. Non ha riconosciuto la sovranità dello Stato italiano, non ha interloquito col ministro di Grazia e Giustizia, come previsto dal trattato, ha agito direttamente, ha emanato l'ordine e la polizia l'ha eseguito. Anche qui riferimento a norme estranee superando le norme dell'ordinamento interno. Controllo del popolo? Sì. Il ministro di Grazia e Giustizia era quello che avrebbe dovuto controllare la congruità di quanto che richiesto dalla Corte Penale Internazionale rispetto alle esigenze del popolo che lui in questo caso governa, che in questo caso rappresenta. Ecco dove c'è un'altra ulteriore, quantomeno dubbia, una manifestazione di una crisi della democrazia. Il nostro figlio non è questo qui. Benissimo, ma non è, attenzione che non è poi neanche finita qui, perché nel momento in cui l'avvocato Li Gotti presenta il suo esposto, lo fa facendo riferimento alle notizie di stampa. Non dice che io ho notizie particolari per cui no, ha notizie di stampa, notizie pubbliche. E la domanda è, ma scusate, se l'avvocato Li Gotti ha letto i giornali, ha ascoltato la televisione e ha presentato l'esposto e il procuratore presso la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto che la cosa fosse fondata, ma cos'è? È carente di vista, è carente di udito il procuratore della Repubblica d'Appello? Perché non l'ha fatto lui direttamente? Se la cosa accoglie l'esposto di un avvocato parlamentare di sinistra, lo accoglie in quanto fondato, perché non è che chiunque scriva sulla carta igienica, quello lo prende e manda la comunicazione, che nella sostanza è un avviso di garanzia, si dichiara, la sostanza è quella. Ora, che cosa fa? Legge quello che quello gli dice, che ha letto sui giornali, ha sentito la televisione e dice è fondato, quindi io mando al Tribunale dei Ministri. Ma lui come mai non l'ha fatto direttamente? Se era così fondato, è una cosa che su tutti i giornali e in tutti i media, e lui non gli viene l'ispirazione, gliela deve dare l'avvocato Li Gotti, se no no. Non solo, indaga il ministro, indaga la Presidente del Consiglio, il signor Meloni, indaga il dottor Nordio, indaga il dottor Mantovano, indaga il dottor Piantedosi, ma si dimentica una cosa, che chi ha liberato il soggetto criminale, sono i giudici della Corte, della Procura, i quali hanno dichiarato che non era un arresto illegittimo, sapendo che all'arresto illegittimo, non potendo seguire un nuovo fermo, un nuovo arresto, quello sarebbe stato immediatamente espatriato. Quindi nel favoreggiamento nei confronti di questo generale non ci sono per caso anche i giudici che l'hanno liberato? Punto di domanda. Bene, crisi della democrazia, più così si muore. Abbiamo parlato, spero con chiarezza, mi auguro, abbiamo parlato del caso che è su tutti i giornali, che è in tutte le trasmissioni televisive, non so se ne riparleremo anche sabato prossimo, ci sarà altri argomenti, la crisi qui ormai è devastante, abbiamo bisogno di libertà,
abbiamo bisogno di tornare a essere autonomi, cioè responsabili e liberi della nostra vita. Non dobbiamo vivere in uno stato in cui ci è concesso di vivere anziché avere il diritto di vivere. La libertà è il fondamento di una battaglia cominciata 40 anni fa, oltre 40 anni fa. Un abbraccio grandissimo e a Dio piacendo, a risentirci sabato prossimo. Avete ascoltato Centro Ronchi. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale